Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, giovedì 30 giugno. Siamo per Chioggia Azzurra con Luigi e Maria Luisa dell'Università Popolare Oselladore perché questa sera ci sarà la serata del salotto nel cortile, giusto? Questa sera sarà dedicata alla storia del musical americano. In cosa consiste il salotto nel cortile? Allora, il salotto nel cortile è un'iniziativa che l'Università Popolare ha fatto 3 anni fa, quest'anno è la terza edizione, in cui noi abbiamo cercato di prolungare quella che è l'attività dell'anno accademico che l'università fa tutti gli anni d'inverno da ottobre fino a maggio nelle sale interne dell'ex scuola Principe Amedeo, utilizzando questo spazio aperto che è il cortile della scuola, uno spazio che era un po' abbandonato, lasciato un po' andare e che a noi ci è venuta l'idea invece di utilizzarlo come fosse un salotto, perché è un salotto all'interno di una calle di Chioggia, quindi il salotto nel cortile. E in questo salotto, grazie anche al bilancio partecipativo e al Comune, siamo riusciti ad attrezzarlo con audio e con video, questa sera faremo la seconda serata del Salotto nel Cortile 2022, che prevede una serie di 12 incontri che spaziano dalla musica, la prima serata è stata il mercoledì scorso, tra l'altro ricordo che verrà fatto tutti i mercoledì di giugno, luglio e di agosto, è il primo mercoledì di settembre. La prima serata è stata dedicata alla giornata europea della musica con la banda che ha fatto una serata, direi, come dice Luisa, bellissima, spaziando dalla musica, non quella bandistica, ma la musica internazionale, compreso un saluto e un ricordo di Ennio Morricone che è stato veramente toccante. Questa sera presenteremo la storia del musical americano, dalla sua nascita ai primi del Novecento fino agli anni 60. Ieri, mercoledì 29 giugno, all'ospedale di Chioggia, reparto pediatria, sono stati consegnati 10 pannelli raffiguranti 10 famose fiabe da parte del Leo Club. Questo per rallegrare, per quanto possibile, la degenza dei piccoli pazienti. Hanno contribuito in modo importante Zennaro Legnami e Fondazione Cattolica. L'idea è per trasmettere ai bambini la serenità e la sicurezza che possono infondere personaggi conosciuti che accompagnano il bambino nella sua infanzia. I disegni sono stati tratti dai movie della Disney e ci si augura che riescano a donare ai piccoli degenti almeno un sorriso. L'obiettivo del gruppo Leo Club è di offrire il proprio contributo sia a livello individuale sia a livello collettivo come membri responsabili della comunità locale e nazionale. Alla consegna erano presenti il presidente del Leo Club Stefano Penzo, tutti i soci e futuri soci Leo, l'attuale presidente Lions Alessandro Scarpa e la futura presidentessa Silvia Vianello, il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Edgardo Contato, il primario della pediatria e altro personale ospedaliero, rappresentanti dell'amministrazione comunale e regionale.
con Nicola Nichetto, dopo il successo di Sale, Sole e Mare, si ricomincia una nuova avventura, giusto? Sì, esatto. Con il Borgo delle Meraviglie. Il Borgo delle Meraviglie. Comincia? Comincia sabato 2. Per cui sabato questo, siamo imminenti. Abbiamo quattro date, 4 eventi, 2 a luglio e 2 ad agosto, 3 dei quali saranno qui a Sottomarina. Come il 4 giugno ci sarà la pedonalizzazione del centro di Sottomarina, signora, attenta che è butta sotto, e avremo grandi attrazioni, perché comunque avremo la Gran Dama questo sabato, una signora che canterà delle canzoni liriche all'interno di una cupola di 12 metri quadri. Non svelare cose strane. Non posso dire cose strane. Non devi svelare niente, se no le persone vengono che sanno già tutto. Invece devono arrivare e restare a bocca aperta. Giusto. Allora venite che mi vedrete e rimarrete a bocca aperta. Questo penso vi basti di avanzo. Queste 3 serate saranno a Sottomarina, e la quarta? La quarta a Chioggia con Glenn White, 80 voglia d'estate, perché... Il mitico Glenn White dei nostri anni 80. Sì, esatto, ha segnato la mia gioventù. La nostra, penso. Anche la tua? Penso di sì. Sì. Qui è lo shaker, perciò volevo omaggiare insomma la sua figura, la sua arte. La sua verve. Sì, è bravissimo, perciò Piazza Granaio il 23 luglio Glenn White a Chioggia. Ti ringrazio tantissimo e speriamo di divertirci come ci siamo divertiti a Sale, Sole e Mare, perché è stata una cosa favolosa. Grazie. Ciao a tutti. Allora, siamo al Bigoli, poi non so se lo sapete, io non lo sapevo, ci sono anche i bussolà integrali, fatti con farina integrale. Come sono questi Franco? Buonissimi, integrali. Ma come mi puoi dire la composizione? Semplici farine integrali. Perfetto. Fatti. Okay, Un po' di qui a sale Bigoli, e un po' di strutto. forno storico di Riravena, vi Esatto. aspettiamo per il bussolà integrale. Numerosi. Grazie, ciao. Pietro Passador rientra al Pordenone, sua società di appartenenza, dopo un anno passato con l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina. Un ottimo portiere e un serio professionista a cui la squadra augura il meglio. Nuovo portiere della squadra Alberto Zecchin, giovane, classe 2003, ma dotato già di grande esperienza. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, ha militato nel campionato di Serie D lo scorso anno, indossando da titolare la maglia del Cartigliano, contribuendo con le sue parate alla salvezza e risultando la 6ª miglior difesa di tutto il campionato. Per potenziare la rete dei canali navigabili del Veneto, la Commissione europea ha stanziato 11 milioni di euro, un contributo che consentirà di potenziare e valorizzare la rete di vie navigabili della regione, proseguendo il lavoro svolto finora. Con queste parole la vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti del Veneto Elisa De Berti ha commentato l'assegnazione da parte della Commissione europea di 11 milioni di euro al progetto VIUS, presentato da Infrastrutture Venete nell'ambito del bando CEF Transport 2021. Il progetto ha un valore di circa 22 milioni di euro e il finanziamento europeo è appunto pari al 50% e mira a sbloccare le potenzialità di navigazione del sistema delle vie navigabili interne del Veneto attraverso il potenziamento di varie infrastrutture lungo 2 dei suoi tratti più importanti. Infrastrutture Venete ha presentato l'unico progetto che a livello nazionale è stato finanziato dalla Commissione dell'Unione Europea nel settore della navigazione interna. L'obiettivo è di adeguare le vie navigabili seguendo così le strategie del piano di lavoro del corridoio mediterraneo, rimuovendo importanti strozzature che ostacolano la navigazione lungo il sistema idroviario del nord Italia, favorendo così un incremento del traffico fluviale lungo il corridoio mediterraneo e generando un effetto rete, vista anche la posizione strategica del tratto veneto in collegamento con il corridoio scandinavo-mediterraneo e il Mar Adriatico. È tempo di ripensare all'utilizzo delle vie navigabili interne. Questo avrebbe ricadute rilevanti su logistica
turistica, commercio, traffico, decongestionando le arterie stradali, oltre che sull'ambiente, sul turismo e sulla cultura, ha concluso la De Berti. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Organizzato da Anatema Teatro, l'evento Gli Dei dell'Olimpo, uno spettacolo di teatro itinerante che farà conoscere i mitici dei dell'Olimpo tra le calli di Chioggia. Lo spettacolo si terrà a partire dalle ore 21:15 presso i giardini del Sagraeto a Chioggia. L'ingresso è libero, lo spettacolo, l'evento è gratuito e si effettuerà sabato 2 luglio, per cui tutti alle 21:15 ai giardini del Sagraeto e proseguire questa camminata in giro per Chioggia a scoprire gli dei dell'Olimpo. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 30 giugno, è la San Giovanni a Borgo San Giovanni a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!